Siamo nella foresta di Monteverde, una foresta di montagna, saremo sui 1400-1500 metri di altitudine. Questa è una foresta meno umida del solito, devo dire la verità, e qui abbiamo incontrato un grande albero della foresta, un ficus strangolatore. Qua ci sono diverse storie che si possono raccontare. Per adesso parlerò di queste contrafforti. Molte piante, molti alberi della foresta tropicale possiedono questa sorta di piedistalli. Sono degli allargamenti della base, e il cui significato è ancora un po' controverso. Ci sono diverse teorie. Una teoria dice che, visto che il suolo delle foreste tropicali non è molto spesso, le radici si devono quindi sviluppare più che altro in superficie, quindi l'albero non riesce ad aggrapparsi molto al suolo con le radici. Questo vuol dire che correrebbe il rischio di essere buttato giù dal vento. Con queste contrafforti l'albero ha una sorta di piedistallo che gli permette più stabilità, quindi di rimanere appoggiato appunto su questo suolo che ha uno spessore troppo limitato. Un'altra teoria invece dice che queste contrafforti alla fine risultano in una sorta di insenatura, in diverse insenature che permettono all'albero di accumulare le proprie foglie che cadono e quindi di trattenere l'humus. L'humus è il materiale in decomposizione organico che si deposita, e grazie a quel materiale in decomposizione l'albero, la pianta, può assimilare i nutrienti di cui altrimenti questo suolo sarebbe povero perché a causa delle elevate piogge, dell'elevata piovosità, i nutrienti vengono trasportati via e portati ovviamente ai fiumi.